Il silenzio degli altopiani è un testo che oggi abbiamo voluto presentare in Consiglio regionale, che racconta le migrazioni, che racconta una guerra granda e che racconta la vita del nonno di Loris Giuriatti, che è riuscito a trasportarci con le sue parole all'interno di un pezzo di storia del nostro paese e anche delle relazioni che nella campagna veneta si creavano. È un libro che ci dice molto di come si possono affrontare le sfide, le difficoltà e le sofferenze e cosa significava all'epoca per un contadino migrare dall'altra parte del mare oceano, come lo chiamava. È una storia che aver portato qua in Consiglio significa per me molto, perché vuol dire aver riscoperto un pezzo della nostra storia, averlo portato dentro nelle istituzioni di questa regione, avergli dato uno spazio grazie al modo meraviglioso che ha Loris Giuriatti di descrivere i personaggi e di raccontare anche un po' di quello che siamo. Questo libro, che è un libro molto particolare perché mi ricorda una parte della mia vita, la vita legata a mio nonno materno, a quello che è riuscito a raccontarmi e quello che poi ha raccontato a mia nonna e mia nonna a sua volta ha raccontato a me, quindi percorre tutto il periodo della Grande Guerra che lui ha visto in maniera dall'interno, dal Pasubio, la difficoltà della prigionia, quindi tutto quello che non viene mai raccontato, spesso non si racconta della prigionia, e poi il ritorno in un'Italia che non c'è più, in un'Italia distrutta, con la necessità di andare nell'America, come diceva lui, e ricominciare o provare a ricominciare. E l'America in realtà è un momento particolare perché da una parte puoi scegliere di fare la vita dura e lavorare nelle miniere, dall'altra quello che stava emergendo nell'America del proibizionismo, quindi la vita facile dell'aiuto di questi nuovi mano nera, no? Questa nuova mafia che stava emergendo, e lui fa la scelta più coraggiosa, che è quella di continuare a lavorare nelle miniere. Sarà comunque una scelta difficile perché questo lo porterà a tradire, ad abbandonare il suo amico d'infanzia che aveva condiviso con lui fino a quel momento tutto, dalla guerra alla prigionia al viaggio nell'America. È un titolo particolare che si svela solo negli ultime 10 righe del libro, quindi non lo rovino, ma ha un significato profondo legato a un'abitudine di famiglia che era proprio di guardare oltre questi altopiani dove andava a morire il sole e dove moriva il sole c'era l'America.